Appuntamenti importanti e questioni urgenti sul tavolo dei presidenti delle province. Le prossime elezioni di secondo livello per il rinnovo dei consigli provinciali, fissate a sabato 16 marzo per le province di Belluno, Padova e Verona e a domenica 29 settembre invece per le province di Treviso, Rovigo e Vicenza. Tra le questioni più attuali quella relativa ai tagli previsti dalla legge di bilancio che potrebbero gravare sui bilanci delle province per 100 milioni nel prossimo biennio. Per la provincia di Vicenza si parla di 1 milione di euro. Abbiamo parlato dei tagli previsti con la spending review, che ancora una volta penalizzano le province e gli enti virtuosi e quindi nel caso specifico le nostre province venete, che hanno in realtà realizzato tutti quelli che erano i progetti previsti dal PNRR nei tempi previsti. Sul tavolo di confronto anche la riforma delle province, a 10 anni dalla legge che le ha trasformate in enti di secondo livello, riforma che prevede una revisione della legge del Rio e il ritorno al voto di primo livello, quindi direttamente dai cittadini. Abbiamo affrontato quello che è il tema della rappresentatività e della possibilità che sarebbe auspicata da tutti i presidenti della provincia del Veneto di una elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.